In Veneto vivono oltre 180.000 persone che hanno più di 85 anni, la stragrande maggioranza delle quali non sa utilizzare internet. Una maggioranza quantificata nell'87% da un'indagine dello SPCGL regionale. È il momento in cui il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione si tramuta da opportunità ad ostacolo per una parte della popolazione che con queste modalità ha grosse difficoltà ad accedere al servizio. È un processo inevitabile che anzi ha subito un'accelerazione con il Covid ed è positivo, pensiamo alla ricetta elettronica che ha risolto tanti aspetti, ma sta creando anche problemi soprattutto nella fascia più elevata dei nostri anziani. Pensiamo agli over ottantenni che non hanno dimestichezza con il computer, con gli smartphone, con tutta quella che è l'aspetto digitale. Sempre secondo l'indagine del sindacato dei pensionati della CGIL Veneta, fra i 75 e gli 84 anni il 57% delle persone non sa utilizzare internet, mentre il 38% ha qualche conoscenza. L'ostacolo più grosso sembra essere rappresentato dallo SPID, che invece di semplificarla ha complicato la vita di anziani che devono poi chiedere assistenza al sindacato per l'attivazione dell'identità digitale. Ma pensiamo anche che questo processo, che di per sé è positivo, debba essere svolto con un'attenzione particolare nei confronti degli anziani. Quindi non ci possiamo dimenticare che c'è una fascia di popolazione che non può, per proprie caratteristiche, appunto, utilizzarla, e quindi chiediamo alla pubblica amministrazione, alle ASL, ai servizi, all'INPS, alle poste, di avere degli sportelli dedicati agli anziani, perché non si può escludere, immaginare una parte elevata, il 25% della popolazione.